Rieccoci a Primus Inter Pares, appuntamento lunedì dedicato, come avete ben visto, al coronavirus. Allora, abbiamo altri collegamenti, ne abbiamo moltissimi per ovviamente dare delle spiegazioni ai nostri telespettatori, però andiamo con ordine. Ci sono che messaggi, c'è Elisabetta, se devi dirmi qualcosa. Elisabetta, mi fate vedere Elisabetta dalla redazione, vediamo se Elisabetta ha qualcosa da raccontarmi dalla redazione. Non riesco a vederla. Eccola qui Elisabetta, c'è qualche novità? Qua, Giorgio. Allora, io ti rendo noto che cambia ancora una volta il modello di autodichiarazione, quello che ormai tutti dovremmo avere imparato a portarci dietro se dobbiamo fare degli spostamenti necessari. Infatti una circolare è stata inviata oggi ai prefetti delle varie città dal capo della polizia Franco Gabrielli, appunto introduce due novità nel modulo alla luce del decreto che è stato firmato, l'ultimo decreto del Consiglio dei Ministri. Te lo posso anche far vedere, praticamente qua è tutto come era prima. Qua sotto, ecco, ci sono questi due capoversi, questo in cui bisogna indicare da dove è iniziato lo spostamento, quindi l'indirizzo e anche la destinazione. Da dove devi andare, visto che non puoi andare in altri comuni. E poi bisogna specificare bene che lo spostamento è determinato o da comprovate esigenze lavorative o da assoluta urgenza, oppure da una situazione di necessità o da motivi di salute. Quindi questo è il nuovo modello che insomma è raccomandato ovviamente, e lo ripetiamo, non ci stancheremo mai di ripeterlo, che è meglio stare a casa, però con le motivazioni di assoluta necessità questa è la nuova dichiarazione, autodichiarazione da portare sempre con sé. Perfetto, prima di andare a leggere i messaggi saluto gli altri due collegati. Abbiamo Ercole Concia, professore delle malattie infettive dell'Università di Verona, se riusciamo a vederlo. Grazie professore, eccolo qui inquadrato, lo salutiamo. E abbiamo anche Daniela Palomba, psicologa della Clinica Università di Padova, che fra poco vedremo inquadrata. Saluto, li faccio attendere un attimino, li ringrazio di essere collegati con noi, grazie ad entrambi. Andiamo a leggere i messaggi rapidamente, arrivano. Eccoli qui. Come mai l'Italia ha un tasso di mortalità così alto rispetto agli altri paesi? Poi risponderemo, andiamo a leggere tutti e quattro questo primo round. Non ha senso dire alla gente di stare a casa se poi non tutti rispettano quello che viene detto. Io vivo dal Bignasio e non vedo mai nessuno che passa a controllare. Andiamo a leggere l'altro. Ce ne sono. Allora, aiuti dal governo totalmente inesistenti. Noi piccoli imprenditori usciremo da tutto questo in ginocchio, sarà un massacro. In molti chiuderemo e chi riuscirà a sopravvivere lo farà con difficoltà. Non dimenticateci, e sicuramente sarà un argomento che avrà anche questo una tematica da fare, di ragionamenti molto molto lunghi. Numeri, ma dentro ogni numero c'è una persona. Questo è il vero dramma. I nostri anziani muoiono senza poter vedere i loro cari. Speriamo passi in fretta, questo è un auspicio che tutti ce lo auguriamo. Detto questo, Fabrizio Moron e poi Pipitone e anche Francini, io ho messo il titolo "Ce la faremo", perché davvero sento dire "ce la faremo, ne usciremo, siamo bravi", tutti veri, però la domanda mia: come ne usciremo? Fra quanto ne usciremo? E nessuno sa darmi una risposta, però soprattutto come ne usciremo, con quanti morti, anziani o giovani che essi siano, perché mi dà anche rabbia quando sento dire che muoiono gli anziani, perché muoiono con il coronavirus, per il coronavirus, mettetelo come volete, però muoiono. Certo, purtroppo amaramente. Bisogna uscirne nel modo migliore possibile. Anche il Presidente Zaia comunque negli ultimi suoi interventi ha fatto capire molto chiaramente quali sono le prospettive che ci si dà e che si spera ovviamente di trovare, perché l'abbiamo sentito dagli interventi prima, no? Si vive giorno per giorno con una programmazione dalla mattina alla sera, al massimo in 2 giorni, perché è un virus molto particolare che cambia anche nel suo meccanismo all'interno dell'ospite, quindi non è facile. Non è facile neanche per chi ovviamente fa la professione sanitaria o fa ricerca e ovviamente sul contesto. Si pensa da un calcolo di modelli matematici, ovviamente con rispetto delle persone, delle linee che si sono date, quelle di stare a casa, che è la cosa essenziale, quindi l'autoisolamento, e con tutte le procedure per chi ha ovviamente comunque un movimento per lavoro o quant'altro nella parte igienico-sanitaria, perché
sono linee di base per poter confinare e contenere il contagio. Ecco, se tutto ciò viene messo in atto, si pensa che si possa vedere, come è stato detto dal Presidente Draghi, un raggio di sole a maggio e iniziare un percorso verso quello che può essere diciamo, l'uscita, no, dei pazienti e quindi la guarigione verso giugno, con casi diciamo, sotto controllo da influenza. Ecco. Quindi la prospettiva che ci si dà è quella di giugno. Certo che... Scusi Fabrizio Boron, ne usciremo, porto un paragone nel mondo del calcio per farmi capire, per spiegarmi meglio. Dicono riprenderemo il campionato a giugno, a luglio, quando ovviamente il tempo lo permetterà, però riprenderanno le attività sportive a porte chiuse. La domanda che vi faccio e che le faccio, se lo fanno a porte chiuse vuol dire che non siamo nemmeno ancora guariti per bene tutti, Perché se lo fanno a porte chiuse vuol dire che qualcosa non funziona ancora bene nella vita della comunità normale. Ma infatti io non ho detto che sarà finito il problema, dico in generale. Io ho detto che ci sarà una situazione sotto controllo che è quella di avere dei casi magari isolati, curati come un'influenza, che il maggior problema è risolto e che pertanto si può tornare pian piano a quello che è una vita normale. È anche vero però che il percorso sarà lungo e io immagino che il percorso per ovviare a qualsiasi rischio, come lei giustamente dice, no? Se io penso alle porte chiuse di uno stadio vuol dire che in qualche modo il pensiero che possa succedere un ritorno al passato non mi dà la garanzia di stare tranquillo. E quando è che la garanzia c'è? Quando ci sarà un vaccino. Questo non c'è dubbio. Quindi fra un anno? Ecco. Ma il vaccino ovviamente si dice un anno per quello che è il contempo, nel frattempo ci sono anche delle sperimentazioni di farmaci che se portassero al buon frutto potrebbe dare anche una soluzione più veloce. No? Pensiamo solo a quello che ha detto il dottor Flor prima, della sperimentazione, a parte quello che è iniziato oggi, domani, che è quello di origine giapponese, perché così insomma, è più chiaro a tutti. C'è già da 8-10 giorni una sperimentazione, ad esempio sul farmaco, quello anti-artrite reumatoide, che è in atto, per cui si sta dando dei buoni risultati e non è che risolve il problema dell'infetto, quindi sconfigge il coronavirus, ma ti mette nella condizione di un paziente in semi-intensiva di non farlo aggravare ed andare in intensiva. Di rimanere stazionari, ecco. Quindi rimanere in intensiva, parliamo di paziente ovviamente semi-intensiva con polmonite grave, non è che parliamo di un paziente che ha pochi problemi, no? Già tenerlo in semi-intensiva, non farlo andare in intensiva vuol dire un grande passo avanti, ecco. Già quello è un risultato che ad oggi, con tutte le cautele possibili, sembra che stia dando buoni frutti. Mi auguro che le sperimentazioni che stanno iniziando adesso anche dell'altro farmaco possano magari fra 8, 10, 15 giorni dare dei segnali importanti. A migliorare la situazione. Antonino Pipitone. La stessa domanda che ho fatto praticamente, se la faremo, il titolo è quello più o meno. Sicuramente va tolto il punto interrogativo, su quello non c'è dubbio che ce la facciamo. Che punto vuole che mettiamo, Pipitone? No, anche un punto normale. Ce la faremo, punto esclamativo. Allora, togliamo quel punto, Dennis dalla regia, togliamo quel punto di domanda e mettiamo per il momento 3 punti esclamativi, non 1, 3. Ne metto 3. Ma non c'è dubbio che ce la faremo, 3. Perché la storia ci dimostra questo, per quello che è successo anche qualche anno fa, per altre situazioni simili, non così gravi, ma anche per quello che è successo in Cina. Noi sostanzialmente stiamo ripetendo un'esperienza che c'è stata fino e c'è ancora tra l'altro in Cina, che ha coinvolto quasi 90.000 persone e che altri paesi stanno seguendo dopo di noi con le stesse dinamiche. Quindi la cosa importante oggi è cercare di attrezzare il sistema sanitario, come si sta cercando di fare, per dare supporto a questa quantità impressionante di persone che arrivano in poco tempo, perché questo è il problema. Quindi, ma dottor Pipitone, questi 2 giorni che sono leggermente calati i numeri, sempre numeri altissimi, sono casuali oppure c'è anche da iniziare? Non sono casuali, c'è iniziare ad avere una piccola speranza?
No, ma c'è una grande speranza. Il problema qual è? Che c'è la speranza, ma dobbiamo essere realisti. Io dico sempre, dobbiamo dire la verità ai cittadini. Quindi qua abbiamo vissuto, lo dicevamo prima in pubblicità, la situazione in cui c'è la catastrofe, la situazione in cui andiamoci a prendere l'aperitivo, che non è successo nulla, dobbiamo far ripartire l'economia. Invece questa è una cosa seria, come abbiamo sempre detto, come ormai tutti hanno capito, è una cosa che purtroppo se ti colpisce tanti, al di là dell'età, li porta all'altro mondo purtroppo. Ci sono situazioni in cui i morti non possono nemmeno essere accompagnati dai propri familiari, situazioni drammatiche che coinvolgono anche l'etica, tutto il affetti familiari importanti, quindi situazioni che vanno anche al di là, voglio dire, della malattia stessa, e le stiamo vedendo, quindi è una situazione che interessa tutto un ambito particolare della sfera privata e umana di ognuno di noi, però c'è il fatto che noi... Ce la faremo. Ma sicuramente ce la faremo. Ha fatto mettere gli appunti schermativi. Sì, solo una cosa, dice, perché adesso questi 2 giorni è una prospettiva positiva? Ma è chiaro che era così, perché noi adesso abbiamo iniziato 10 giorni fa questo periodo di quarantena tutti, magari qualcuno che si sente furbo magari non l'ha proprio rispettato, ma la stragrande maggioranza dei cittadini la sta rispettando, e quindi noi fra una settimana vedi un po' come avremo sicuramente un miglioramento. Dottor Francini, primo pensiero su questa cosa, poi verrò da lei per sapere se l'alimentazione aiuta a passare questo periodaccio. Allora, noi sicuramente avremo a che fare ancora con il virus almeno per un paio d'anni. Per un paio d'anni? Sì, perché per sconfiggerlo definitivamente è necessario che la maggior parte della popolazione abbia gli anticorpi contro il virus. E gli anticorpi si fanno in 2 modi, o ci si infetta o si fa la vaccinazione. Qualora una grossa fetta della popolazione non li avesse gli anticorpi, è esposta ad infettarsi. Adesso la situazione è drammatica perché siamo tutti privi di queste sostanze che attaccano il virus. In realtà poi la diffusione reale è molto superiore a quello che i numeri dicono. Certo. C'è una parte importante di popolazione che ha avuto contatto col virus e non ha manifestato i sintomi, quindi non è stata intercettata. Ci sono esperti, ben più esperti di noi, che dicono che sia da 5 a 10 volte quelli che sono i numeri ufficiali. Questo da un certo punto di vista è un buon dato, significa che ci avviciniamo al 1 milione di persone interessate che hanno sviluppato anticorpi. Speriamo che il vaccino arrivi presto, altrimenti dobbiamo confidare in un'infezione sperando che questa sia la meno dolorosa possibile. Allora abbiamo collegato il professor Ercole Concia, che è il professore delle malattie infettive all'Università di Verona. Professore, state facendo degli studi voi per quanto riguarda ovviamente questo virus, e se sì, quali? Ecco, se mi date l'audio, grazie, in studio, non lo sentiamo. Regia, mi siete di aiuto? Vediamo se riusciamo ad avere il collegamento il professor Concia. Ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo? Se mi dite qualcosa magari so come andare avanti. Allora andiamo mi dicono di andare dall'altra ospite che abbiamo, che è la signora psicologa, professoressa Daniela Palomba, che è psicologia della Clinica Università di Padova. Vediamo se riusciamo ad avere professoressa Daniela Palomba, l'abbiamo vista prima, vediamo se riusciamo ad averla, se la regia mi chiama, ma eccola qui. Ci sente lei, professoressa? Io vi sento benissimo. Allora, mi può già dire come prima domanda come si risponde a una situazione di incertezza come quella attuale? Sì, in effetti lei ha proprio posto il punto sulla parola giusta, incertezza, nel senso che non è un caso, per esempio, che sapete che l'Inghilterra è arrivata tra le ultime ad accettare alcune delle situazioni negative riguardo a questa epidemia, però il giorno dopo che il Premier ha fatto appunto l'annuncio delle misure restrittive è partito immediatamente uno studio che ha coinvolto circa 2000 persone, da cui venivano fuori 3 cose principali, cioè che i problemi principali che emergevano dalla popolazione adulta
era appunto che c'era una paura per l'esplosione dell'epidemia in Inghilterra, una paura per la probabilità di prendersi la malattia, di prendere il contagio, una paura per il fatto che non si sapesse se questo contagio poteva essere grave o non grave, eccetera. Cioè tutte queste tre paure, tutte queste tre preoccupazioni prendono la parola di incertezza. E l'incertezza è qualcosa che psicologicamente si porta dietro delle conseguenze anche notevoli. Noi nel nostro centro universitario dei servizi clinici universitari psicologici, che è un centro di Ateneo, che il nostro Ateneo ha voluto proprio per studiare effetti psicologici di alcuni problemi nella popolazione generale, negli studenti, negli dipendenti dell'università, abbiamo un gruppo proprio che si occupa di come si tollera, come si resiste all'incertezza, come si resiste all'incertezza. Ecco, prima, professoressa, la interrompo perché prima lei si è spostata e si sentiva benissimo, molto probabilmente con i collegamenti Skype la sentiamo meno bene. Prima la sentivamo benissimo, se riesce a mettersi nella posizione che l'avevamo vista all'inizio, noi la sentiamo bene. Senta, quali sono le diverse risposte? Così va meglio? Va meglio. Senta, quali sono le diverse risposte psicologiche all'emergenza? Si verificano casi di stress in questa situazione? Allora, mi permetta prima appunto di riferire questo aspetto importante di come si tollera l'incertezza. In questo periodo è una cosa assolutamente estremamente importante. Ecco, le incertezze sono solitamente di due tipi. O le persone cominciano a informarsi, a cercare di informarsi su tutto ciò che riguarda l'epidemia e fanno una specie di corpacciata di informazioni sui media, purtroppo anche a questo, nel tentativo di controllare l'incertezza. Questo non va bene, dobbiamo dire non va bene perché cercare così compulsivamente informazioni che riguardano il virus in una condizione in cui queste informazioni certe non le possiamo avere, non solo non ci aiuta a ridurre l'incertezza, ma anzi ci aiuta ad aumentare il tono dell'umore positivo e non ci rende impreparati quando dovremo poi affrontare condizioni negative. Quindi il primo consiglio è quello di non stare attaccati davanti alla televisione, ai media, dalla mattina alla sera aspettando i bollettini continuamente, a cercare appunto di assorbire queste informazioni con cautela, secondo quello che ci viene detto dalle fonti ufficiali, e cercando appunto di avere un atteggiamento non devo controllare tutto quello che posso controllare, perché in questa condizione non è possibile e non fa altro che aumentare la situazione di sofferenza e di difficoltà. Certo, rapidamente professoressa, perché avrei altri paio di domande da farle o altri collegamenti e le chiedo scusa per questo. Lo stress che le dicevo può essere? Sì. Innanzitutto vorrei dire che ci sono due situazioni di stress e dobbiamo essere molto attenti a chiarirle. Una condizione è quella delle persone che sono nelle condizioni vere dell'emergenza, medici, anestesisti, tutti coloro che sono veramente continuamente esposti alla morte, continuamente esposti a decisioni gravi, ulteriormente peggiorato da turni massacranti, stanchezza, eccetera. Queste persone sono veramente a rischio di sviluppare quelli che sono i detti sintomi da stress che per esempio si sono verificati in passato in condizioni di guerra, in condizioni di non so, terremoti, una sindrome che viene conosciuta come sindrome da stress post-traumatica. Queste persone sono a rischio, ma sono tutte necessariamente a rischio, cioè è inevitabile che i nostri medici, che i nostri operatori che sono così esposti a situazioni così gravi sviluppino sintomi da stress? No, non è inevitabile. E questo è ancora una volta l'aspetto positivo, il messaggio positivo che voglio lasciare. Queste persone molto spesso attraverso la solidarietà, attraverso la condivisione, attraverso lo spirito di gruppo riescono a trovare quelle risorse che non solo permettono loro di superare la situazione di crisi, ma permettono addirittura di trovare nella situazione di crisi delle risorse positive. Certo, senta, e questa è la situazione.
Certo, senta professoressa, come si possono aiutare gli anziani che sono una popolazione a rischio medico ovviamente, ma lo possono essere anche e soprattutto a livello psicologico, come si possono aiutare questi anziani? Ecco, l'anziano ovviamente per sua definizione è più a rischio, perché è più a rischio di ammalarsi, di avere una malattia grave e ovviamente perché è più spesso in condizioni di isolamento, è meno legato alla possibilità di socializzare via media, eccetera. E queste persone, tra l'altro, molto spesso devono essere monitorate, devono essere assolutamente monitorate dalle nostre autorità e devono essere monitorate molto spesso anche perché la decadenza cognitiva si associa alla depressione, si mescola, non si riconosce e quindi devono essere attentamente controllati. Esistono però anche qui dei servizi, uno nel nostro centro coordinato dalla professoressa De Beni, un servizio attivo proprio che impegna gli anziani in esercizi, attività, cercando di sentire parte della comunità, anche rimanendo a casa loro, impegnandoli in esercizi fisici, in esercizi cognitivi che riescono a ridurre questa condizione di isolamento e anche le conseguenze di depressione che a queste possono... Ecco, l'ultima poi, professoressa, la ringrazio, mi spiega un attimino allora i consigli pratici per affrontare un periodo di quarantena, che consigli darebbe ai nostri telespettatori? Ma anzitutto, anzitutto una prima cosa, l'isolamento non è una situazione che durerà per sempre, quindi cominciamo a introdurre questo pensiero. L'isolamento è una condizione transitoria, finirà, quindi non durerà in eterno, ci sarà un periodo e questo già, mettere un tempo già vuol dire qualcosa. Poi cercare di mantenere una routine anche stando a casa, alzarsi in orari regolari, cercare di farsi un programma della giornata, cercare di, per chi lavora, mantenere le attività secondo dei ritmi che alternino lavoro e tempo libero, fare attività fisica, anche perché l'attività fisica non è solo che fa bene al fisico, ma l'attività fisica è riconosciuto, ampiamente riconosciuto, che riduce l'ansia e riduce la depressione. Senta professoressa, senta, per questo periodo le faccio una domanda che poi fanno tutti perché abbiamo fatto delle domande tecniche, ma una domanda che si fanno tutti. In questo periodo, visto che in Italia nascono pochi bambini, c'è anche la possibilità che ne possano nascere di più, secondo lei? Allora, è evidente che l'aspettativa della fine di questa fase di emergenza e di crisi, credo che intanto ci farà fare molti viaggi, molte uscite con gli amici, molte bevute e da questo potrebbe anche conseguire che ne vengono più bambini. Va bene, la ringrazio, grazie professoressa della sua disponibilità. Prego. E andiamo, allora dovrebbe essere ripristinato il collegamento anche con Ercole Concia, professore di malattie infettive dell'Università di Verona, che prima avevamo un problema, perché ovviamente avendo dei collegamenti Skype o Zoom, ovviamente anche l'interlocutore ha dei problemi tecnici, perché ovviamente non tutti sono tecnici, quindi hanno delle difficoltà nel fare il collegamento e quindi ci vuole un po' più di tempo e noi che ovviamente chiediamo scusa ai nostri telespettatori. Vediamo se abbiamo il professore collegato, perché c'è un tempo tecnico anche da parte... Eccolo qui, ci sente professore ora? Io vi sento, spero che anche voi mi sentiate. Adesso la sentiamo bene. Allora, si stanno facendo degli studi a livello vostro, professore? Sì, certo, ovviamente innanzitutto direi la cosa più importante è che la quarantena potrà darci delle buone speranze. Noi abbiamo visto che questo si è realizzato in Cina, si è realizzato a Codogno e a Padovano. Quindi se tutto andrà come speriamo, nei prossimi giorni dovremmo vedere il raggiungimento del picco e poi un decremento. Ecco, quanto durerà la cosa non lo so, però non posso non ricordare che i coronavirus non sono stati scoperti adesso. Ci fu un'epidemia nel 2003 e poi scomparve quasi dall'oggi al domani. Ce n'è stato un altro in Arabia Saudita, un altro coronavirus, e anche quella è praticamente scomparsa. Quindi
Cioè, cerchiamo anche di essere un po' ottimisti. Ecco, nell'essere ottimisti, però questo virus sta diventando un problema mondiale, quindi diventa un problema molto grave, dove tanti paesi hanno iniziato ad adottare delle misure di sicurezza, tanti altri non ancora, perché ovviamente tutti inizialmente lo sottovalutano. Lei aveva capito che invece era un virus diverso dagli altri, professore? Ma all'inizio siamo rimasti tutti un po' sorpresi e pensavamo che fosse un problema essenzialmente cinese. Devo dire che forse avremmo dovuto intervenire con più rigidità all'inizio, bloccando i collegamenti, però in un mondo globale è veramente impossibile. Ci sono delle cose strane, ad esempio il virus ormai è diventato, questa malattia è diventata una pandemia, ma ad esempio il continente africano è ancora poco toccato, insomma. Quindi ci sono delle cose. D'altro canto guardate le differenze enormi fra Lombardia e Veneto, siamo vicini, però in Lombardia è nata una crisi gravissima, in Veneto c'è una quantità di malati non banali, ma molto meno che la Lombardia, i decessi in Veneto sono molto minori. Ci sono anche delle cose che a mio avviso fanno molto onore alla sanità veneta. E cito solo questo, in Veneto il 70% dei malati viene gestito a domicilio e quindi non va in ospedale, intasando i letti eccetera. In Lombardia solo il 30-35% viene gestito a domicilio, quindi vedete che ci sono delle differenze, pur essendo dei cugini, le differenze gestionali sono notevoli. Ovviamente se molti malati sono gestiti a casa, rimangono posti letti liberi, eccetera, eccetera. Fino adesso anche il problema più grave, che sono i degenti in rianimazione, non ha creato i grandi problemi. In Lombardia qualcuno ha già pensato: questo malato lo lascio morire perché quest'altro è più giovane e quindi ha delle aspettative di vita, che sono delle decisioni, direi, etiche difficilissime, che in Veneto non si sono ancora realizzate. Senta, secondo lei, professore, c'è un farmaco, abbiamo già sentito gli esperti che hanno detto che c'è un farmaco che può aiutare ovviamente a evitare la terapia intensiva, insomma può aiutare. C'è la possibilità in tempi brevi di trovare un farmaco, non che sia un vaccino ovviamente, ma che limiti un attimino la gravità di questo virus, mettiamola così? Sì, allora i farmaci sono... l'ordine sono 3 più o meno. Allora ci sono dei farmaci antivirali che dovrebbero ammazzare il virus e quindi ovviamente risolvere le situazioni anche di una certa gravità. E questi sono almeno 2. Uno è il farmaco che viene sperimentato in Veneto, si chiama Remdesivir. Questo è un farmaco antivirale. C'è in ballo la vecchia clorochina, farmaco antimalarico, che anche questo viene studiato. E poi c'è questo farmaco che arriva dal Giappone che si chiama Avigan e lì inizierà la sperimentazione. Questi farmaci avrebbero il significato di uccidere il virus e quindi questi sarebbero quelli veramente risolutivi. Poi ci sono altri farmaci che invece vengono usati in un malato già molto compromesso per bloccare un eccesso di risposta immunitaria. Sembra paradossale, ma l'immunità in certi casi, quando va un po' all'eccesso, può determinare una malattia sempre più grave. Quel farmaco che è in sperimentazione, Tolicizumab, avrebbe questo significato, di rallentare una risposta immunitaria che sta andando troppo veloce e creando dei problemi. C'è poi un'altra possibilità, che è usare il plasma di pazienti guariti, ma questo è più teorico che reale. Ecco, quei farmaci novità ci sono. Quei farmaci antivirali dal suo punto di vista saranno molto utili, quindi mi sembra di capire, di percepire questo da quanto lei sta dicendo. Certo, allora innanzitutto noi dobbiamo vedere la reale efficacia, che sembra buona, però dobbiamo anche andare con tutte le cautele del caso, perché sono farmaci nuovi e dobbiamo essere sicuri che la tossicità sia accettabile. Quindi devono essere fatte, cosa che viene fatta adesso sotto l'egida dell'Agenzia Italiana del Farmaco, delle sperimentazioni serie per vedere se sono efficaci e se non sono
molto tossici, o se è una tossicità accettabile. Le faccio l'ultima domanda, professore, ringraziando anche lei, che praticamente ho fatto prima al dottor Pipitone. Gliela faccio anche lei. Questi 2 giorni hanno visto dei cali leggeri, ma ci sono stati dei cali. È un caso fortuito, perché tanti dicono avverrà il picco in aprile, avverrà di qua e di là, oppure è frutto di un lavoro che stavano facendo ovviamente i virologi, gli scienziati e la politica assieme, di ridurre questi ovviamente infettati? È frutto della quarantena che è stata messa in atto in un modo rigido alcuni giorni fa. Questi sono i primi risultati di una quarantena. Quindi non possiamo che auspicare che la gente obbedisca a queste disposizioni che danno fastidio a tutti noi, che però potrebbero dare quale cose? Potrebbero dare 2 cose. La prima, una riduzione dei malati. La seconda, che questi malati, soprattutto quelli gravi, non arrivino tutti assieme in un certo periodo, ma siano più spalmati nel tempo e che quindi consentano alle varie rianimazioni di gestire in un modo corretto sia questi malati che tutti gli altri che ovviamente non sono scomparsi. Grazie professore, grazie, è stato molto gentile, grazie della sua disponibilità. Noi andiamo in pubblicità, poi tante cose ancora da dirvi, tra poco. In Lombardia il sistema sanitario è assolutamente privato.